La Marca Trevigiana è pronta a dare supporto alle altre province venete per la lotta al coronavirus. A confermarlo il direttore generale dell'US 2, Francesco Benazzi, nel consueto punto giornaliero sulle strutture operative. Iniziamo con l'ospedale di Vittorio Veneto, riferimento con il San Camillo di Treviso per i contagiati dal virus. Abbiamo già liberato 180 posti letto su 220 e abbiamo fatto un passaggio di 114 persone, sostanzialmente tra Conegliano, quelle che avevamo a Vittorio, ed altri ospedali. Abbiamo attivato già e sono già funzionanti le 6 postazioni di terapia intensiva e abbiamo già accolto anche persone da altre ULSS. Una vera e propria strategia da battaglia contro l'infezione, con la distribuzione capillare di posti letto e terapie intensive, guardando le linee vicine come la provincia di Venezia o il territorio padovano. Ad Oderzo, in accordo con la Regione, andremo ad attivare dei posti di terapia intensiva che oggi sono liberi, free, ma che potrebbero servire anche magari per aiutare altre ULSS nel momento in cui queste ULSS abbiano pazienti che hanno bisogno di essere posti in terapia intensiva. Il centro più importante comunque rimane il Cafoncello, che verrà ulteriormente rinforzato. Le nostre terapie intensive di Treviso, che oggi siamo passati a ormai quasi 21 posti letto occupati, però stiamo già anche qui attrezzando e la Regione ci farà avere i nuovi ventilatori, altre 9 postazioni a Treviso, in modo tale da poter sopperire nel momento in cui serva ovviamente a nuovi casi che andranno ad aggiungersi, e noi speriamo sempre meno, però siamo pronti, ecco, non ci facciamo cogliere, ecco, all'improvviso. Accanto a questi numeri che descrivono il fronte di intervento ci sono anche quelli dei contagi. Non dobbiamo mollare, soprattutto non dobbiamo, come dire, sentirci sicuri, perché ancora purtroppo abbiamo una crescita che sicuramente è ridotta rispetto ai giorni scorsi, dove avevamo 30-40 accessi ogni giorno nella nostra ULSS di persone che avevano sintomi e poi sono anche risultate Covid positive. Ma oggi abbiamo sicuramente un rallentamento, 8-10 casi, 7 al giorno, però l'attenzione deve essere sempre elevatissima. In questo clima qualche segnale positivo sta infine arrivando. A Montebelluna manteniamo i 10 casi in terapia intensiva, a rotazione per fortuna abbiamo dimesso 2 persone che stanno bene, molto bene, quindi questo ci dà veramente un'enorme soddisfazione a me, a noi tutti, ai clinici e a chi sta lavorando, perché i risultati positivi poi ci fanno sorridere, ci fanno star meglio e lavorare meglio.